Windows Phone assolutamente. Tra l'altro, se vuoi riutilizzare anche ViewModel, devi, se volessi descrivere in modo da utilizzarli anche su Windows Phone, non puoi utilizzare i meccanismi di Xamarin e compagnia bella, devi adottare qualche altro pattern. Noi alla fine abbiamo utilizzato qualcosa che è simile più a un model più presenter, direi alla fine, però non è neanche quello il problema, o dove perdi un sacco di tempo, non è assolutamente quello, direi. Cioè tu intendi un binding simile a quello in Silverlight o anche più rudimentale, cioè alla Windows Form 2, 1.1 no, per carità. Montasquare non so il binding. Sì, quello che dice Andrea è che c'è un componente, tra l'altro l'ho messo anche tra le librerie suggerite, che ti permette di fare, su iOS ci sono tutta una serie di componenti grafici che sfruttano il paradigma della tabella. Ad esempio, se vai sulle impostazioni piuttosto setting, vedi, questa in realtà per lui è una tabella che ogni cella, diciamo, è costruita in qualche modo. Puoi averci controlli di questo tipo, text box e compagnia bella. Questi o te li crei tutti a mano, oppure su Monotace c'è una libreria che si chiama monotace.dialog che ti permette di crearla. Puoi addirittura creare una classe, un modello C#, quindi una classe con solo i proprietari, dici questo è il testo, poi con un attributo che puoi dire è sempre una password, e lui te la costruisce in automatico. Il fatto è che su iPhone l'uso di queste tabelle è molto diffuso, su iPad sicuramente molto di meno, e tra l'altro